La scuola primaria Todaro anche quest'anno ha partecipato al concorso dell'UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, che evidenzia la lingua veneta nella creatività del teatro, della musica e della poesia. Si è aggiudicata al primo posto per la sezione teatro con lo spettacolo Centodaro, realizzato proprio in occasione del centenario della scuola. Il premio è stato di 900 euro. I bambini erano super emozionati, raccontano le insegnanti, quando durante la premiazione hanno dato un assaggio dello spettacolo, esibendosi nella scena finale di quello che sarà lo spettacolo vero e proprio e che vedrà le scene a fine maggio presso il Teatro Don Bosco di Chioggia. I bambini erano accompagnati da genitori, insegnanti e dal dirigente scolastico. Lo spettacolo teatrale si inserisce in una serie di attività che rientrano nel progetto Centodaro, pensato e organizzato proprio per festeggiare i 100 anni di questa scuola, un punto focale del territorio non solo come istituzione, ma anche come centro di aggregazione e di crescita per molte persone. Egero sta bravo! Un quaderno col timbro e una scatola con sia colori. Proprio! Non c'era meglio qualche caramella o qualche giochetto per passare via? Magari! Ma parave contenta di un poco dei bagigi, straccargarasse o dei pessioli, o dei legni di cui rissa andava a chiare al porte San Felice. E ma steghermino finché non ne ferma male le galassie. Altri anni, altri modo, altri anni. Ma sai tu che anche a me ho frequentato la scuola Todaro? Solo che c'era altri anni. Strano, ma non mi viene più da starnuare. Posso vedere che su Baria sarà merito della scuola Todaro? Può darsi, ha 100 anni e non li dimostra, perché dentro è sempre giovane, grazie ai suoi insegnanti e a noi ragazzi. Bravi! Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.